L'elenco dei premiati è vastissimo e l'attesa cresce di ora in ora tra addetti ai lavori e atleti. Saranno circa 60 le società che saliranno domenica sul palco della festa del ciclismo sardo. La kermesse, in programma a partire dalle 9:30 nella sala conferenze dell'hotel Holiday Inn in Viale Umberto Tica a Cagliari, è stata fortemente voluta dal Comitato Regionale Sardo della Federciclismo presieduto da Stefano De Sì. Nella lunga mattinata saranno premiati oltre 320 atleti tra settore giovanile e amatori. In scaletta ci sono tutte le specialità del ciclismo: strada, ciclocross, cross country, downhill, marathon e tanto altro. A ben 13 società sarà consegnata una targa in ricordo della lunga anzianità al servizio del ciclismo sardo, con in testa i 70 anni di storia della gloriosa Società Ciclistica Terranova di Olbia. Come da tradizione saranno inoltre consegnati i premi intitolati Una vita per il ciclismo, indetti dal Comitato Sardo, in debito nelle consegne per le stagioni 2020, 2021 e 2022. La pandemia non ha infatti scalfito la voglia di pedalare degli oltre 2000 tesserati, questi i numeri del movimento nell'isola, che, complice l'attività all'aperto, hanno comunque, almeno a tratti, potuto proseguire la loro magica passione nonostante le restrizioni imposte in quel periodo. Dalle mani del presidente federale nazionale Cordiano Dagnoni, che giungerà in veste ufficiale per la prima volta nell'isola, saranno inoltre consegnate 2 medaglie d'oro. Oltre a Dagnoni, impreziosiranno la cerimonia le presenze del vicepresidente vicario Carmine Acquasanta, del presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, del commissario straordinario del CIP Sardegna Simone Carrucciu e dell'onorevole Emanuele Cera. Al Villa Cidrese Fabio Aru, indimenticata stella del ciclismo nazionale e internazionale, uno spazio per approfondire in sua presenza la nuova avventura della sua Academy e i progetti futuri del Cavaliere dei Quattro Mori. L'intera mattinata sarà trasmessa in diretta streaming su Directa Sport 131 e UTG, con la conduzione affidata alla coppia di direttori Mauro Farris e Marzia Diana.